Nel centro Sardegna e nelle Barbaggi in particolare esisteva fino a tempi recenti, io immagino che esista tuttora sia pure in forma residuale, un codice di diritto consuetudinario che era noto come codice di vendetta barbaricina. E uno degli aspetti principali di questo codice riguardava la composizione delle controversie che nascevano soprattutto nelle comunità pastorali da quel reato che fino a tempi recenti era certamente il reato più diffuso, rappresentato appunto dall'abigeato, cioè dal furto di bestiame. In questi casi le parti si incontravano e cercavano appunto di comporre le controversie attraverso la mediazione del soggiuramento. Ora, in che cosa consisteva però fondamentalmente questa pratica, in che modo si sviluppava la pratica del giuramento? Sostanzialmente possiamo dire che si sviluppava attraverso una drammatizzazione quasi delle parti, nel senso che tutto il discorso si svolgeva attraverso un registro metaforico e garbato. Accadeva ad esempio che i cercatori di bestiame rubato si approssimassero al sito cui conducevano le tracce, fondamentalmente ad un ovile, e qui in maniera appunto metaforica si chiedeva ai presenti di dar prova dell'innocenza del fatto che altrimenti a loro poteva essere ascritto, dal momento appunto che le tracce conducevano in quel sito. Quindi si chiedeva fondamentalmente con una formula rituale, me ne vai sfide, cioè mi dai prova di essere estraneo ai fatti che altrimenti ti potrebbero essere addebitati. E a questo punto il sospetto doveva giurare appunto con una formula solenne, ponendo la propria mano sull'amuleto che veniva disteso sulla mano dell'offeso, recitando questa formula: giuro de no aere né fatto né biu né consillau, ovvero giuro di essere estraneo ai fatti, di non esserne responsabile direttamente, né tantomeno di essere stato testimone, sia pure involontario, o di essere stato istigatore. Noia, va, sarrasti sti noia. Appoggiai comprendono non ti davo. Anna bene, non fa sapere se Adesso mani che scopri, ma tanto manchi stagliamo, se bestiamo ne sto trovando, ti da là. non fa sapere. Antonio, se usa quello tu ballavo, sarrasto tira dai due. E ti scoprisco te, ma di che ora? No. Qui non sta stupido, qui no. Lui sarrasto, vi scoprisco noia, due uomini si è fatto volta. Sì, si bie. Una cazzola panciattata e una non. Si bie credo, se usa su quello. Non ti fatto su bestiamo, ne scoprisco sarrasto. Bessi scommo. Salute. Salute. Salute pure. E te sei girando che sta. Tu sei circa mancamento. E te bestiamo. Prevese, sarrascono segnati fino a 6 noci. Ma tu non ci mi has pure in noia, già sarrasti il mio, sai com'è. No, è sarrasto del brevessi di scalo. Ma vai a passare in cui a dire, ma te non ne puoi uno. Ma non si dovona a giuramento? Certo che si dovona a giuramento. Giuro con mente non nappo né biu e né toccau e né consillau. Anna bene. Adios. 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 Buona gita.